Il progetto è a dir poco ambizioso, ma l'Alto Vicentino ci vuole provare a concorrere per creare una città metropolitana della Pedemontana occidentale. I comuni di Schio e Thiene sono convinti di avere le caratteristiche adeguate per creare una nuova città che stimoli idee e progetti. L'incontro organizzato dal Lions Club Thiene Osta, Villa Godi Maliverni a Lugo Vicentino, prima villa progettata dal Palladio, ha messo in evidenza le potenzialità da spendere in questo territorio per una mobilità sostenibile, un'economia innovativa, un'area che si trova in un nodo strategico dei collegamenti Oltralpe. Questo è un tema che pare sempre sia pronto per esplodere, in realtà se ne parla già dagli anni 70. Noi pensiamo che quest'area, se vista un po' dall'alto, si vede che ormai è effettivamente una città. Ecco, l'Alto Vicentino, 200.000 abitanti, sarebbe la quarta città del Veneto. L'Alto Vicentino, che è legato alla Pedemontana Vicentina, potrebbe essere una città che sviluppa il turismo, che sviluppa il territorio, una città in mezzo, in collina. Sì, è una città che ha assunto anche un significato, questo della Pedemontana, anche come contrappeso, se vogliamo, all'interno del Veneto, che pensa alla città metropolitana. Noi ci siamo candidati per essere riconosciuti la quinta area urbana del Veneto. È un bando che è stato emesso dalla Regione Veneto in cui riconosce alle città polo, identificate secondo alcune caratteristiche, la possibilità di essere riconosciuta area urbana per sviluppare una serie di progetti, l'innovazione tecnologica, la mobilità sostenibile e cose che vanno secondo questo filone. Tiene tra la Pedemontana, che anche se con difficoltà sta per essere realizzata, e il prolungamento della Valdastico Nord, diventerebbe effettivamente un punto di riferimento importante dal punto di vista anche logistico e di passaggio, per cui io ci tengo molto a questo. Ho anch'io i miei dubbi, perché visto tutti i discorsi che si continuano a fare col Trentino, ho i miei dubbi, anche perché adesso ci vuole il CIPE, poi bisogna aspettare che tutti si mettano d'accordo sul progetto e poi si deve partire, nel frattempo arriverà il 2024. Esperienze di innovazione, di processo e mentalità già ci sono in quest'area. Quello che rispondiamo sempre è che non c'è un'idea che funziona rispetto al contenuto, ma dipende da come questa idea viene sviluppata. Quindi il progetto ha proprio questo obiettivo, di trovare il come, la formula, fornire gli attrezzi, gli strumenti alle persone perché trovino la modalità per che questa idea sia sostenibile. Noi diamo gli spazi, le competenze e le nuove tecnologie, come per esempio la stampa 3D o altre taglio laser e altre cose. La cosa più particolare è che cerchiamo di unire l'artigianato tradizionale, falegname e carpenteria, con le nuove tecnologie, con la stampa 3D e altre soluzioni.